C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo qui nel momento più atteso della programmazione di Teletutto, vabbè, un po' esageriamo, dai. Il quartiere di oggi che inaugura la nostra puntata è quello di San Bartolomeo. Grazie alla presenza dei corsi d'acqua al Bova e il Grande Superiore, il quartiere di San Bartolomeo vide nascere numerose attività artigianali già sviluppatesi a partire dal Seicento. A partire dal tardo Medioevo cominciarono a diffondersi numerosi magli da ferro e da rame, mulini, concili di pellami, frantoi e opifici per la molatura del ferro. Nell'Ottocento qui si è insediata la prima filatura di cotone del Bresciano. Nel Cinquecento, sotto la Repubblica di Venezia, San Bartolomeo diventa comune autonomo e vi rimane fino al giugno del 1805. Sotto il regno italico di Napoleone fu accorpato al comune di Brescia. Oggi nel quartiere permangono differenti monumenti storici, come per esempio il Museo del Ferro, immerso nel verde circondato da pescheti nella zona nord. Il quartiere ha numerose potenzialità sia artistiche che paesaggistiche. El mes d'april, el galcobus, el favent, sul e popius. E così, insomma, lo stiamo un po' vivendo. Vediamo che risposta abbiamo raccolto a Palazzo Pitti. Vinicio e Fedora da Lecce, qui a Firenze, alle spalle abbiamo questo splendido Palazzo Pitti. Qui Vinicio è un po' difficile, qua ti devi applicare, eh. Vada Gino, ma raccomando non ti fa prendere dal panico, dai. Spero di essere all'altezza. Vai. El mes de april, el ga, el cobus. bus. Bravo. Bene, vai. El favent, sul e un po' pius. Pius. Bravo. Vinicio se l'è cavata bene. Hai capito qualcosa? Allora penso dica, il mese di aprile si va con l'autobus, giusto? Si va in autobus solo a aprile, marzo e maggio no, a piedi o in bici col monopattino, sì. Fa vento soltanto un po' di più? Secondo te ha fatto bene? Quindi bisogna andare col bus, perché il tempo è quello che è, fa vento soltanto un po' di più, allora che dici vado in auto? No, andiamo in autobus. Però si paga il biglietto, Ho sbagliato sicuramente. È qualcosa, ma sei simpatico Vinicio. Ora interroghiamo Sara, sei veneta Sara, no? No, Pordenone. Pordenone, benissimo, dal Friuli, molto bene. Sta andando bene questa vacanza? Benissimo. Ottimo. Tu cosa studi Sara? Liceo classico. Ah beh, allora ragazzi, Ci sta qua, ci sta benissimo qua. La interroga, sì, guarda, caschi bene, poi quando arrivi a scuola non dillo che poi la profe ti interroga, vuol chiederti tutte queste cose, no? Speriamo di no. Sei bravo, ho già visto io che vai molto bene a scuola, sei brava. Senti un po', guarda qui, questo è un po' difficiletto, vediamo un po' quello che riesci a leggere, vai. Andiamo. El mes de april, el ga, el cobus, el favent, su el po' pius. Oh, qualcosa hai capito, eh? Cioè perlomeno hai letto bene, hai capito qualcosa? Allora, aprile. Vabbè, il mese di aprile... Non è facilissima, il galcobus. Vabbè. È bagnato? Bagnato? C'è vento? C'è vento? E piove? E piove, tutto, effettivamente è un po' così. È il mese d'aprile, il galcobus. Cobus è un detto da noi, proprio significa avere la testa buca, cioè essere un po' matti, è un po' matto. Quindi il mese di aprile è matterello, è matto, è un po' pazzo. Fa vento, sole e un po' piove, fa un po' quello che ne voglia. Va bene, ok, grazie da Palazzo Pitti, vi saluto insieme a questa splendida famiglia. Grazie, arrivederci.